Si è azzerato il conto alla rovescia per la quarta corsa. Deve arrivare Big Simo alla rovescia, deve arrivare Borg Griff alla dritta. E ora si può partire. Con la macchina che accende le luci inizia a muoversi mentre comincia a piovere. Una prova per cavalli anziani a reclamare. 1 Valent SF Antonio Vitiello, 2 Zeffanina Roberto Giannoni, 4 Bugea Pax Matteo Zaccherini, 5 Big Lan Carlo Ballotta, 6 Big Simo Patrick Romano. In seconda fila 7 Borg Griff Giuseppe Marseglia. Borg Griff che decide di partire bello largo dallo steccato, di non seguire i primi due che pure sono esimi partitori. Macchina prende velocità e stacca con Valent SF veloce allo steccato, al largo Bugea Pax che trova subito il comando su Valent che rimane secondo, Zeffanina in terza posizione avanti a Big Lan, poi Borg Griff che si muove già al largo, in coda Big Simo. I primi 200 metri da parte di Bugea Pax se ne vanno in 14,9 ed è in vantaggio nei confronti di Valent SF, avanza al largo Borg Griff, poi Zeffanina, quindi Big Lan e alla retroguardia Big Simo. Primo quarto di gara se ne va in 30 spaccato con Bugea Pax in vantaggio, nella sua scia Valent SF, Borg Griff all'esterno, quindi Zeffanina, Big Lan, Big Simo. 600 metri che se ne vanno in 44,6 con la pioggia che ora aumenta sensibilmente di intensità. Erano entrati in pista con il sole e corrono ora con la pioggia. Bugea Pax in vantaggio, Borg Griff di fuori, Valent SF alla corda. Quindi Zeffanina e Big Lan, poi Big Simo, 58,9 comunque la metà gara. Da parte di Bugea Pax che continua a tenere il piede sull'acceleratore quando siamo al chilometro, che se ne va in 1,13,8. Valent SF sempre secondo alla corda, Borg Griff che va piano nelle curve e forte nelle rette, prova a ritornare su Bugea, quindi ancora Big Lan, Big Simo. La retta opposta alle tribune è passata in 15,1 con Bugea Pax in vantaggio, Borg Griff che prova ad impegnarsi ancora al suo esterno, Valent SF alla corda a precedere Big Lan, gli altri più indietro a 250 metri dalla conclusione con Bugea Pax che è sollecitato in vantaggio, Borg Griff che insiste sul passo, Valent SF che attende l'open stretch, la retta arrivo con Bugea Pax in vantaggio, Borg Griff che attacca all'esterno, Borg che insiste su Bugea, Borg Griff regala il doppio a Giuseppe Marseglia, al secondo è Bugea Pax, al terzo Valent SF. 31 ad arrivare, 1,14,6 ragguaglio cronometrico. Provato a metterla lunga Matteo Zaccherini per farla pesare a Borg Griff, che però ha fatto pesare una classe differente. Il successo in percorso esterno per il figlio di Conway Hall, Alessandro Gocciadoro al training e ovviamente Giuseppe Marseglia alla proprietà per il raddoppio in giornata del gentleman pugliese che nel finale esulta giustamente per il bel successo esterno di Borg Griff.